Grazie a tutti. Senti che applausi scroscianti che ci fanno da pazzi proprio. Abbiamo in studio 1947 persone, ragazzi. È Non c'è incredibile. nessuno, ragazzi. Volevo Non salutare, scrivete più, non ce n'è pubblico. Volevo salutare il nostro regista. Abbiamo un regista nuovo, è Sì, vero? Gata salutiamo. Marano. Gata Marano, che sarebbe un acronimo di Gaetano e Marano. Gata Marano. Gata Oggi Marano. andiamo in Gata Marano. Vai così. Perfetto. Le puntate di oggi sono due amici che si parlano, si confidano e sono molto amici. Cosa sono? Sono Le che ne so. Uno che Legati. Leali. Leali. Sono Leali. leali, le faremo all'americana. Bene. Poi faremo dei club sandwich Ok, con buoni, gli hamburger. mamma, che Aspetta, il puttana, club sandwich ragazzi. lo sai che si fa Quello col con la pancarne. maionese, Ma noi non ce ne pancarne, mettiamo, lo come facciamo facciamo? solo ed esclusivamente con la carne. Ah, quindi senza E ti farò pane? vedere. Vabbè. Per prima cosa, organiamoci su quello che dobbiamo mettere Organizziamoci. nel Allora, prodotto. Prendiamo Lattuga romana. lattuga romana, brava. vabbè, ragazzi, quindi. Ecco qua, abbiamo tagliato questa insalatina che ci servirà per il nostro burger. Bella, E lo mettiamo bellissima, qua, guarda, così. Poi, la preparazione giulietta. delle alette, Questo è il cavolo. la verza, facciamo un'insalatina di verza tipicamente americana che si chiama Kulelau. Come si chiama? Kulelau. Ah, vabbè. Va bene, facciamo così, magari questa foglia un po' più Possiamo spessa dare la un nome togliamo. più normale, no? Più facile. Insalata diversa. Insalata diversa. Allora, Tagliamo molto finemente, come vedi. due tipi di insalate. Lattuga Questo lo romana e verde. accompagneremo con il nostro, con le alette accompagniamo questo, sai? Ottimo. Così e via così, guarda. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. E può bastare così. Ottimo. Questo li mettiamo qua, così. Sì. Perfetto, questa per una cosa, questa. E questa per un'altra. Completiamo l'insalatina. Dai. Anzi, prima di tutto, sai, dobbiamo fare il latticello. Ah, il latticello, il latte piccolo. Che serve, sì, brava. Latte piccolo. Guarda, ti faccio vedere una cosa. In questa puntata, per fare il latticello, creeremo anche il burro. Come? Direttamente? Sì. Guarda, questa l'hai è la trovato? panna. Sul mercato? Questa è la panna, per cui abbiamo della panna da montare. Noi creiamo tutto, ragazzi. Cioè, lo sapete che si facciamo può vedere, fare tutto, facciamo si può vedere, fare anche certo. il burro? Vi rendete conto? E facciamo montare questa panna. Noi la faremo montare fino al punto che si separerà il liquido dalla massa grassa, che diventa burro. Addirittura, veramente? Assolutamente. Ma il Capito? latticello, che cos'è? Dove Quello lo che trovo? rimane è il liquido con cui andremo a friggere le nostre alette. Ma il latticello si chiama latticello? Sì. Lo compri così? Lo potresti trovare, però lo puoi fare E così. dove c'è il latte? No, questo è il ferramento e colore. Cioè c'è il latte e poi c'è il latticello, fammi capire. No ragazzi, Il veramente, io non l'ho latticello, comprato dove lo mai il vado a comprare? latticello. Ferramenta e colori, che cosa Ma le devo no, dire? dico, è dove Tutto c'è lo così. yogurt o dove c'è il Non latte? lo so se ce l'hanno, capito? Però probabilmente ce tu l'avranno. non l'hai Vedi? trovato? Guarda, stiamo montando la panna, guarda. Vedi la panna che sta montando? Sì. La lasciamo andare avanti perché a un certo punto si separerà. Mentre la panna si separa, noi Io ci andiamo... controllo se si separa? Sì? Io controllo se si separa, Ma se ragazzi, vanno d'accordo attenzione. non si separeranno mai. Guarda, No ragazzi, ha chiamato l'avvocato, è finita. guarda qui, guarda. È fatta. Vabbè, anche le migliori storie. Sembrava amore e invece era burro. Dove sei? Guarda, Daisy, guarda, abbiamo preparato una boule con acqua e ghiaccio. Fermiamo il tutto, alziamo e con la mano cogliamo, questo lo togliamo, prendiamo questo, lo compattiamo
lo andiamo a mettere nell'acqua ghiacciata. Scioccante, ragazzi, Abbiamo sono fatto il scioccata. burro. Vuoi vedere se lì dentro c'è della carta da forno? Qui? Sì. Questo burro poi lo possiamo condire come vogliamo. Al Metti che vuoi sale, fare il burro al sale, burro al prezzemolo, burro al rosmarino, quello me lo metti Certo, qui. burro all'aglio. Me lo metti qui, guarda. il burro all'aglio? Certo. Un panetto stai facendo. Esattamente. Va bene, dai. Cioè, quindi, se voi per esempio poi non avete dopo c'è burro a sì. casa, Esatto. giusto? C'hai la panna. Comprate il latticello, non so dove si compra esattamente. però No, poi è la panna, non il latticello. È la normale panna da montare, guarda. Ah, la panna da montare. Senti La monti, la Senti la monti. consistenza. È burro, ragazzi, è burro. Aspetti che litigano, si separano a un certo Esatto. punto. Si separano. C'è una parte lattiginosa Ed è e il una parte latticello. che diventa burro. Che andremo a Pazzesco. usare, il latticello lo andremo a usare per fare la Basta, panatura ormai delle sono alette. ognuno per casa sua. Basta, finita. E allora questo togliamo questo, Quindi questo lo togliamo, il latticello lo lasciamo il che latticello ci è qui, ma questo ci serve il latticello a noi? Certo, e dobbiamo panare le cose americane. qua, Dico, no? uno può comprare anche il latte e il burro, per esempio. Va bene, va bene. No, due cose diverse, devi comprare la panna. Mi dai un cucchiaio, per favore? Burro, Mi se dai tu un lo vuoi cucchiaio comprare. e il sale, certo che lo puoi comprare, ma vuoi mettere, fai una cosa del genere. Il sale me lo dai, amore? E c'è la nostra direzione di produzione che suggerisce, ma vuoi mettere il burro in casa a sporcare tutto quanto, capito? Vuoi mettere? No, ragazzi, Aggiungiamo siete un po' ignoranti. Vuoi mettere tu il burro fatto con la un poco di latticello a olio, casa? vedi? Cioè, vedere proprio lo smembramento del burro. Cioè, non è la stessa cosa. E andiamo a Crearlo mettere con le proprie della mani. maionese così. Cioè, la maionese l'hai fatta tu? No, però ho fatto la Caesar salad, Ah, che è un po' a base di maionese, perché la maionese non l'hai fatta tu? perché devo fare Cioè, passare la tua parola, capito? Scusa, lo sai che la maionese fatta in casa è un'altra cosa? E certo, questo è Adesso io senza mi devo dubbio. mangiare la maionese del supermercato. Industriale, vergogna, Totino. Piena di conservanti, piena di additivi. Eh sì, gli additivi ci sono sempre. Vabbè, Ecco qua, scioccante questa nostra... per burro, ragazzi. Vuole assaggiare questa insalatina di verde? Sì. Mi dice se con il sale ci siamo? Hai messo il sale? Sì? Buona. Buona? Certo, la Croccante? maionese è quella che è. Facciamo un po' di pulizia qua così e passiamo a preparare ora La prima ricetta. i piatti di cui sopra. Andiamo a preparare questi club sandwich. Pazzesco. Come li facciamo? Fritti? Dammi una padella, Ah, la padella. dammi una padella. Facciamo partire il fuoco. Vai. Senti, ma questo per caso è tritato di salsiccia? È misto. Mi dai un poco d'olio per favore? Per favore. Ne prendi questo e lo metti qua, per favore. Che vuoi? Questo tagliere lo metti qua, per favore. Ragazzi, cioè, organizzategliela meglio la cucina. Cioè, Che sennò così la facciamo lavorare, giusto? richieste. Cioè, vuole il tagliere messo su? Comprateglielo un tagliere da mettere su. Ecco qua. No che mi leva qua il tagliere che non posso lavorare adesso. Cosa? Che cosa? Cos'è? Ti ha levato il mio tagliere. E cos'è che non puoi fare? Ma lo puoi Non ripetere? posso sentire che devo tagliare una cosa, guarda. Ecco, non lo puoi fare. C'è il questo. vuoto davanti a me. Il vuoto dentro me. Allora, quindi, Dicami. questo tritato di manzo e salsiccia? Esattamente. Mischiato, com'è? Sì, Hai fatto una polpettina, hai facciamo fatto un po' più grosso. una burger. Sì. Ecco qua. Ah, l'hai fatto doppio, più grosso, Sì, ti sì, piace? Sì, sì, sì. Va bene. Così. E andiamo a mettere in cottura, così. Poi facciamo l'altro. Belli, hamburgeroni XL. Questo è un modo diverso di fare il tritato, ora ti faccio vedere. Guarda.
così. Mi dai che ci deve essere la paletta qua, la paletta. La paletta. Qui. E la metti là. E lo mettiamo là. Un altro? Due. Il club sandwich ha 3 strati. Ah, 3 strade, quindi sei uno questo? Questo è uno per 2 persone però comunque. Se no diminuisci la quantità di macinato e lo fai per una persona, così. Bene. Non gli do una completa cottura come vedi, ma gliela darò. Appena appena, guarda, ha fatto una piccola reazione di Maillard. Certo, Guarda. certo, brava. Brava. Ora prendiamo, perché Ora? è tutto un piatto un po' complicated, non composto. complicato, no. Noi lo mettiamo al piatto, invece a casa lo mettete in teglia, chiaramente. Allora, c'è una salsa che si chiama salsa Caesar, che si mette sulla Caesar salad. Che l'abbiamo fatta noi Che questa. l'abbiamo fatta noi. Io poi vi scriverò gli ingredienti perché è semplice, è come una lavorazione di maionese. Torri d'uovo, l'olio di semi al filo, in più c'è l'acciuga e la senape. E ti faccio vedere il Com'è? risultato Va bene. della Caesar salad. Questo è il risultato della Caesar. Vedi? Meravigliosa. Se la vuoi Vedi? assaggiare magari. È buono? Un'altra cosa. Buono? Beh, buonissimo. Non pare come ti sei messo. No, dico però. No, buona, molto buona. Allora, componiamo il piatto. che poi Componiamo il andremo a piatto. servire. Pronti? Il sale. Prendiamo questi hamburger e li andiamo a mettere qui così. Così. Metto il nostro bacon che ci serve bello steccato. Mentre io lo metto, noi diciamo consigli per i consigli e troverete già il bacon bello Sta pronto e steccando il steccato. bacon, ragazzi, lo stiamo steccando. A dopo. A dopo. Mi raccomando, non vi allontanate mai, eh? Oh mia bella Madonnina, che te brilla e te lontano. Io quando vedo la nebbia mi Sì, un po' annebbio nord, proprio. un po' nord. Allora, quindi Siamo tornati. siamo tornati, bacon Ecco qua. steccato, cosa stiamo preparando, ragazzi? Come Il stiamo club preparando? sandwich Dillo. burger. Pazzesco. Ecco. 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 Ci siamo. Questo Allora, lo possiamo togliere. Spegniamo anche il fuoco. Ok. ok. E ora andiamo a completare il piatto. Componiamo. Come? Prima di tutto mi dai il sale Certo. e anche dell'olio. Quindi un'altra parte dai un di po' di lattuga olio qua? romana. Un po' di olio qua. Sì? Ancora un poco? Perfetto. Vogliamo più. Andiamo a comporre il Andiamo a piatto. comporre. Prendiamo questa e la mettiamo qui. Primo hamburger. Andiamo a mettere un poco di... No? Insalatina. No, quella non c'entra. Scusa, il pane non c'era? Non c'è, non c'è. È club Non l'hai sandwich trovato? burger. Perché non lo facevi tu, scusa? Non ci va in questa ricetta, non ci va. Come può essere che hamburger è senza pane, scusa? Ma perché io devo fare questa cosa? Chi me l'ha mandato? Hai preso il pane? Il No. cheddar. Il cheddar. Vabbè, Cheddar. E lo mettiamo così, guarda. non lo so. Prendiamo la fettina di cheddar, anche se si rompe non Sei aveva sicuro? portato. Così non c'è. Sì! Quindi, Mettiamo hamburger, così. insalatina, bacon, cheddar, hamburger. Hamburger. Pane non ce n'è, ragazzi. Non ci va in questa ricetta il pane, Desi. È un panino senza panino, ragazzi. È Fatevene un una club ragione. sandwich burger, ma senza pane. Cioè, è una pasta senza pasta. Una bistecca senza Te, carne. mangia. Mangio dopo questo. Allora,
Ragazzi, è una torta burger. Club sandwich burger. Club sandwich burger. È una torta senza, una crostata senza frolla. Una macchina senza ruota. Ragazzi. Ferma. Molto lunga, così la ricetta, ragazzi. Che fa? Oh. Lo metti in forno? Yeah. E lo lasciamo andare E lo qua. lasciamo là. Togliamo Non c'è questi. problemi, ragazzi, è così, fidatevi. Togliamo questi. Queste sono delle alette che abbiamo marinato Sì, per circa una notte. sì, La marinatura l'abbiamo fatta con zenzero, curcuma, sì, salsa barbecue, sì, bene, aglio, sì, potete usare quello da tagliare o quello in polvere, ok. e paprika dolce. E paprika dolce, quindi E l'abbiamo marinate. lasciato marinare. Ora cosa dobbiamo fare? Siccome dobbiamo farle fritte, Sì, ma con questa friggitrice io le posso fare anche da crudo, ma magari a casa avendo la friggitrice a fuoco, meglio che le passate in forno. certo. Allora, io che ho fatto? Ho messo questo, aiutami. Mi puoi aiutare se vuoi, sai? Non ti dice niente nessuno, sai? Senti, ma queste sono Alette, senza pollo? eh? Senza pollo? Sì, come l'hamburger senza hamburger. Gesù, Giuseppe, Maria, ma perché? Ecco qua, diamolo via così, così, Così. sì, Bene, quindi dopo averle fatte marinare, perfetto. le mettete qui. Questa senza questa Ah, no. marinatura, potremmo fare un'altra salsa messa al fuoco con un po' di vino dolce, diventa una salsetta facendola stringere meravigliosa. Ma non la facciamo noi, e li non abbiamo mettiamo tempo. in Fatelo forno. voi. Ci vuole circa 20 minuti, mezz'ora. Va bene. Ma la magia della cucina che cosa ci dice? Le abbiamo fatte, ragazzi. Esatto, Le già abbiamo sono cucinate. pronte. Sono già pronte e prendiamo queste belle alette, così che le abbiamo. Prendiamo cosa? Il latticello, Di nuovo il latticello. prendilo, versalo qui. Il latticello non c'è cala, inoltre. Versalo qui. Lo devo andare a cercare, ragazzi. Vedi? Il latticello al supermercato. Vi Vedi? farò sapere se lo trovo. È il derivato Mandatemi le della foto, salsa. latticello. Poi Se una lo cosa, trovate in che banco è, in che un corsia? poco di sale nel latticello Ci sta. e nel latticello aggiungiamo un uovo. Un uovo. Che serve alla panatura del nostro pollo fritto. Io so che tu sei bravo a fare le uova. Davvero? Fallo. Allora, Mettiamo l'uovo, così. dico, ma se il latticello non c'è, posso farlo con latte? Lo puoi fare pure solo con l'uovo. Capito? Non mi dà risposta, ragazzi. Però siccome dobbiamo Non vi farlo posso americano, il latticello ci vuole, comunque nei supermercati lo trovate il Se no latticello. me ne andate in America, ragazzi. È Appunto. semplice. È una vergogna, credetemi, è una vergogna. Desi, mi porgi la farina? La farina è un cucchiaio. Latticello New York. Mi che porgi arriva la farina, con un Desi? volo diretto, nulla di più semplice, la farina. Allora, ragazzi, una panatura come questa Aspetta. voi non siete in grado. No. Dov'è? Vieni, Desi, me la setacci? Sì. Prendi il sono colino, pronta. prendi il colino. Ah, no, io la voglio fare così. E prendi il colino, mettilo qua e setaccia. Con la mano, brava. E io batto, dai. Ancora. Ragazzi, panatura americana unica. Ok, basta, Basta? Desi. Sì. Mi sembra una frusta più che una forchetta. Vuoi? Sì, Tieni. grazie. E abbiamo fatto vedere questa bella lega fatta con latticello, sale e farina. Ma il burro? Non ci serve. Ah, era giusto. È burro perché abbiamo fatto che dovevamo arrivare. Veramente, guarda, io rido per non piangere. Tutto sto traffico non ci serve.
Scusate, ma è veramente Non ci serve è quello. ignobile questo, è ignobile. Basta, Setacciamoci anche il pangrattato. Setaccia, dai. Certo, è un'altra cosa. La panatura con l'atticello. Te ne accorgerai poi al sapore finale, te ne accorgerai. Sfotti, prendimi in giro. Dopo tutta questa fatica che si Sicuro me lo porto a casa a questo punto. Mi interessa. Quindi, come si Mi dai fanno del pepe? le alette di pollo all'americana? Ve lo stiamo facendo vedere. pepe. Abbiamo fatto, spiega Pepe. come hai fatto quell'intruio lì, la marinatura. Allora, cosa abbiamo messo? Abbiamo messo zenzero, curcuma, paprika, salsa barbecue e l'abbiamo fatto marinare per Quattro ben cose. 24 ore. Marinato per 24 ore. 24 ore. Mi dai eccola qua. Ok, E dopo cominciamo, marinato guarda, l'abbiamo prese guarda. e l'abbiamo messa in forno. Guarda, e uno, adesso tutta due, quella storia, il latticello, la cosa tre. e la panatura. Una panatura proprio quasi volgare. Proprio così. Una, Ci siamo? Sì. Quindi doppia cottura. Sì, doppia cottura te l'ho detto perché se ci fosse una friggitrice in casa professionale come questa, il problema non ce l'avremmo. Ce lo capito? facevi a- Sì, direttamente. A fritto direttamente. Perché posso fare una temperatura stabile di 140 gradi in modo che lei va a cucinare all'interno del pollo, capito? E poi l'aumentiamo per fare la crostatura della frittura. Ecco, adesso possiamo passare in frittura. Vai. Vai, vado? Sì. Cioè me ne devo andare? No, mettila in frittura. Andiamo in frittura. Così. Ecco. Sto spostando il latticello, eh? Sì. Le è piaciuto questo lattisello? Questo lattisello sarà come la reazione di Maillard. Queste cose qua sarà sicuramente. Allora, quindi le nostre alette di pollo all'americana l'abbiamo chiamate? Sì, sono all'americano. All'americana quasi pronte. In forno abbiamo il, come si chiama? Il burger, senza hamburger. Adesso diamo una Pronti? pulita e poi facciamo l'impiattamento. Torniamo per Dai, l'impiattamento e l'assaggio. dai, dai. Eccoci di nuovo qua, Pronti? tutto pulito e facciamo una cosa, Desi. Dai, Questo mi serve. Questo tiriamo fuori bravo. il nostro club sandwich burger. Lo mettiamo qui, guarda che meraviglia. Guardate che bontà. Questo lo mettiamo qui, così. E sai perché? Perché? Abbiamo il coltello da Da taglio. taglio. Stiamo attenti non ci bruciamo. Ora sai che facciamo? Impiattiamo. Impiattiamo. Impiattiamo così, guarda. Impiattiamo. Come vedi ho lasciato mezza cottura dell'hamburger. Dai. Sì. Va bene. Lo prendiamo e lo mettiamo qui così. Tenta non toccare Mamma questo che è mia. bollente. La carne essendo Quello lo anche spostiamo. maiale, bella rosa. E facciamo un'altra cosa, con la cosa rosa. Ci metti le cose. Ah, metti questo è un piatto dove metti Esatto. la nostra insalatina con la maionese che avevamo fatto, Sì, giusto? insalata di cavolo. Sì. Ha un suo perché. Certo. Ecco qua. Questo lo togliamo, questo lo togliamo. Vieni qua. Mi dai un cucchiaio, per favore? E questo è il E primo questo è piatto. pronto. Ecco. E voilà. E mettiamo queste meravigliose alette. Ok, Allora, perfetto. quindi le nostre alette di pollo Togliamo con doppia questo. cottura. Assaggiamo? Allora, assaggiamo da dove iniziamo. Aspetta un attimo. Dai, Aspetta un attimo, devo fare una cosa. che devi fare?
questo. Devi fare la cosina là per bagnare Le alette, le con la alette. Caesar. Qui questo lo togliamo e andiamo ad assaggiare per prima cosa questo bello hamburger. Bello ragazzi, Temperatura, bellissimo ragazzi. Bagno qua? Sì, e un po' di insalatina a questo punto. Stavolta Anche se non c'è il pane, va bene lo stesso. girati, o no? girati, Dove mi devo girare? girati dalla sola. Che c'è? Non devo fare una cosa. Girati. Che facciamo? Guarda che c'è là, guarda. Voglio questa registrazione ragazzi. Per andare a dire in giro cosa ho fatto, vero? La registrazione di questa puntata, lo so io È cosa devo un'amica, fare. è un'amica, è un'amica. Buono. Lo so io cosa devo fare ragazzi, lo so io. L'insalata, il bacon, il cheddar. Buono, Molto buono. Scusa. Allora, mi fai assaggiare una letta, per Aspetta, favore? aspetta. Questo io? Mi fai assaggiare una letta? Ma certo. Le lette dobbiamo essere americane, eh? Con le mani ovviamente, Bagno? no? Si bagna così. Yes. Mangia un poco di più. Sai che buono. Ma che stai facendo? Mm? Ma che puntata è, scusa? Sto sognando forse? Bene. Magari lo tagliamo. Ma che lo tagliamo? Dai, questo assaggio lo tagliamo, dai. Ma completamente, la porto ai piani alti questa cassetta. E per noi. Vabbè, A con cui questo togliamo. ci salutiamo. Buona, eh? Ho assaggiato, me ne prego. Ciao. Alette fritte. 1 chilo di alette di pollo, zenzero, uno spicchio d'aglio, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di paprika dolce. Per la panatura 250 ml di latte o latticello, 150 g di farina, 250 g di pangrattato. Club sandwich burger, 500 g di macinato misto, maiale e manzo, 150 g di cheddar, una lattuga, 10 fette di bacon. Per la Caesar salad, 2 tuorli, un cucchiaino di senape, un cucchiaio di aceto, 50 ml di olio evo, 3 filetti di acciuga, mezzo spicchio d'aglio, 50 g di parmigiano grattugiato.